che coinvolgono padri e figli sconvolgono la regione. Un ottantenne di Monfalcone ha raggiunto la figlia a Padova, l'ha ammazzata il giorno del suo compleanno, poi si è tolto la vita. A Trieste un 25enne ha ucciso il padre. È corsa al tampone nelle farmacie, fuori dalle quali ormai ogni giorno si formano code. In fila tanti insegnanti non vaccinati che prendono appuntamenti ogni 3 giorni per tutto l'anno scolastico. 50 capolavori dei più importanti artisti degli ultimi 2 secoli saranno in mostra a Udine a Casa Cavazzini con La forma dell'infinito. Saranno esposte anche opere inedite, pure un Monet mai concesso in prestito prima. Comincia stasera alle 21 con Aspettando le frecce, il lungo weekend di Telefriuli dedicato alla PAN, il racconto della vigilia con appassionati della pattuglia, amministratori del territorio, domani le dirette da Rivolto. Domani alle 18:30 Pordenone in campo al Cittadella con l'obiettivo di conquistare i primi punti e schiodarsi dallo 0 in classifica. L'Udinese si prepara per il Napoli, allenamento a parte per il danese Larsen. Buonasera e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. 2 tragedie familiari sconvolgono la regione. Si tratta di 2 delitti che coinvolgono padri e figli. Cominciamo da un omicidio-suicidio che si è consumato nel Padovano. Stelvio Cerqueni, 88enne di Monfalcone, è andato a casa della figlia Doriana a Sarmeola nel giorno del suo 60° compleanno. Le ha sparato per poi togliersi la vita. Va a casa della figlia nel giorno del compleanno e dopo un furioso litigio le spara 2 mortali colpi di pistola prima di rivolgere l'arma contro se stesso. Tragedia familiare a Sarmeola di Rubano in provincia di Padova. A sparare l'88enne Stelvio Cerqueni di origini serbe da tempo residente a Monfalcone. La vittima è la figlia Doriana, 60 anni oggi. Il dissidio tra i 2 era nato molti anni fa, quando Doriana, che si era sposata con un ex socio del padre, si era trasferita in Veneto. Il padre, che gestiva un supermercato di Cividale, non aveva mai accettato la decisione della figlia e i loro rapporti si erano interrotti. Nel giorno del compleanno della figlia, Cerqueni è salito in auto e da Monfalcone ha raggiunto la frazione padovana. Lì i 2 hanno litigato e dopo aver costretto la donna a uscire di casa le ha sparato 2 colpi. Poi, nel vialetto dell'abitazione, si è tolto la vita. I carabinieri sono arrivati all'abitazione pochi istanti dopo, chiamati da una vicina durante la lite tra i 2. L'arma, rinvenuta a terra che l'88enne deteneva regolarmente, è stata sottoposta a sequestro, mentre le 2 salme sono state portate all'obitorio dell'ospedale civile di Padova. Un altro terribile fatto di cronaca accaduto a Trieste, dove un ragazzo di 25 anni ha ucciso il padre. La famiglia di origine africana abita in un palazzo a pochi passi da Viale 20 Settembre. Al culmine di una lite ha preso il coltello e ha ucciso il padre. Un ragazzo di 25 anni di origine africana ha ammazzato il genitore di 55 anni in un appartamento di via Stuparic a Trieste. Il giovane è stato arrestato nella casa del delitto subito dopo dalla Polizia di Stato e accompagnato al commissariato di San Sabba. L'appartamento dell'omicida è al 2° piano del palazzo, situato a pochi passi dal Viale 20 Settembre, attaccato all'ospedale Maggiore. La lite, sembra per futuri motivi, sarebbe esplosa intorno alle 14 e le urla erano talmente forti da costringere gli stessi abitanti del palazzo a chiamare la polizia, intervenuta troppo tardi, quando il delitto si era già consumato. Sul posto anche il personale del 118, il quale ha provato in tutti i modi a rianimare l'uomo, però inutilmente. Nell'appartamento è poi entrato il personale della scientifica per cercare di ricostruire tutti gli accadimenti, anche se sarà determinante l'interrogatorio e cosa racconterà il giovane attualmente in stato di fermo. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che ha chiuso la strada per consentire il lavoro degli inquirenti. Tragedia ieri sera a Moimacco, un agente della Polizia di Stato in servizio alla questura di Udine, Gianluca Quaino, di 52 anni, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi intorno alle 20:30, località Tre Pietre, lungo la statale 54 tra Remanzacco e Cividale. Stava rincasando dal lavoro una Hyundai 20 e una Fiat Grande Punto e sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i sanitari, vigili del fuoco, ma per la gente non c'è stato nulla da fare. Il conducente dell'altra vettura, un 21enne straniero residente
residente a Udine, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. La notizia della morte di Gianluca Quaino ha gettato nello sconforto i colleghi, riferisce il segretario regionale del SAP, Olivo Comelli, rimarcando tra l'altro il fatto che l'incidente è accaduto mentre la gente stava rientrando a casa da lavoro. Quaino, padre di 2 figli, uno di 17 anni e il secondo di 13, era un operativo e aveva prestato servizio per diverso tempo alla mobile di Trieste. Da qualche anno lavorava a Udine, era sempre in servizi di pattuglia e controllo del territorio. La Lega è per i vaccini, ci sono singole posizioni diverse, ma non sono quelle del partito. Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, chiude le possibili polemiche sulle divisioni all'interno del partito dopo il via libera ieri al Green Pass obbligatorio per i lavoratori. Una soluzione è quella del Green Pass obbligatorio per i lavoratori e agevolazioni per i tamponi che va incontro alle richieste della Regione, in particolare del Friuli Venezia Giulia, con il presidente Massimiliano Fedriga che punta ora a tenere unito il sistema paese. Sì, noi come sistema regionale avevamo chiesto appunto anche di andare incontro all'agevolazione sul prezzo, allo spostamento almeno per i tamponi molecolari di validità per il Green Pass 72 ore, questo perché noi dobbiamo accompagnare il processo. Il mio obiettivo è quello ovviamente di convincere più persone possibile a vaccinarsi, ma non creare tensioni sociali, perché in questo momento dobbiamo tenere il Paese unito e questo è uno sforzo non facile, me ne rendo conto perché le tensioni, è inutile negarlo, ci sono, però con la forza della verità, dell'utilità dei vaccini, con la forza della verità che con una protezione reciproca possiamo non soltanto tutelare la salute ma tenere aperte le attività, sono convinto che riusciremo all'obiettivo. C'è scritto nel decreto che verrà fatta una valutazione entro i primi giorni di ottobre, non soltanto per tenere aperto ma anche per aprire nuove attività che oggi sono chiuse. Penso alle discoteche. È stato messo anche qualche punto nella Lega, insomma la Lega crede nella scienza, crede nei vaccini, crede nell'importanza dei vaccini. Insomma. No, mi sembra che sempre la Lega ha detto queste cose, con chiarezza, non a caso il segretario della Lega si è vaccinato, anche come testimonianza di fronte all'opinione pubblica dell'importanza di partecipare alla campagna vaccinale. C'è un segretario che si chiama Matteo Salvini e c'è una Lega che è un partito, dopo ovviamente posizione dei singoli ne prendiamo atto. Per quanto riguarda le scuole, al momento tutto procede al meglio. Ad oggi non ho segnalazioni di criticità, è chiaro che stiamo chiedendo uno sforzo a tutti, in primis agli studenti, ai professori ed altro, però mi sembra che la situazione sia sotto controllo, ribadisco in un momento particolarmente difficile. La conferma di non voler indietreggiare sull'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori e l'annuncio di nuove risorse in arrivo per i truffati dalle banche venete. Questi i principali temi toccati dal Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà in visita oggi in Regione per la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Avanti tutta sull'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori da metà ottobre. La decisione del governo è stata confermata e ribadita oggi dal Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, ospite in Regione a sostegno dei candidati 5 Stelle alle comunali del 3 e 4 ottobre. Il Green Pass è uno strumento di libertà, ieri abbiamo semplicemente ampliato il suo uso e chiaramente è una salvaguardia per il mondo del lavoro e per le imprese del territorio. Il nostro Paese sta facendo un grande salto in avanti sotto il profilo del PIL, probabilmente faremo un più 6%, adesso il momento di mettere in sicurezza anche quelle persone che magari sono ancora incerte, in qualche maniera presentare un obbligo per poter andare al lavoro dell'utilizzo del Green Pass ci permetterà di essere più sicuri all'interno delle aziende e in qualche maniera raggiungere quell'immunità di gregge che abbiamo messo insomma come asticella sopra l'80%. Per D'Incà le decisioni sono condivise da tutte le forze che sostengono Draghi. Credo che le tensioni siano molto calate tra le forze politiche e quindi riteniamo che la maggioranza sia molto unita. Vogliamo l'opportunità evidenziata anche in cabina di regia e in CDM di una forte unità per raggiungere un obiettivo comune, che è l'unico, quello di riuscire a vaccinare tutti nel più breve tempo possibile. Il Ministro ha anche rimarcato il lavoro del Movimento sul fronte dei ristori ai truffati delle banche. Il Fondo Indennizzo Risparmiatori ha dato la possibilità di venire incontro a 144.000 famiglie nel nostro Paese. Pensate che soltanto in Friuli Venezia Giulia ve ne sono 4.600 truffati dalle banche venete, Veneto Banca Popolare di Vicenza. Soltanto per la città di Pordenone, per la provincia, vi sono 1.140 famiglie che hanno sofferto e che fortunatamente hanno avuto e che avranno nelle prossime settimane ben 8.300.000 euro di risorse aggiuntive che permetteranno in qualche maniera di avere una minore sofferenza per le perdite avute con Veneto Banca Popolare di Vicenza.
È corsa al tampone nelle farmacie, ogni giorno si assistono a code davanti ai presidi farmaceutici, molti gli insegnanti, affermano i dottori, che prendono appuntamenti ogni 3 giorni e chi fa la fila non è d'accordo con il Green Pass. Ogni giorno facciamo circa una quarantina almeno di tamponi, sinceramente, quindi c'è moltissima gente che appunto necessita di questo servizio. Adesso dalla fine di agosto la richiesta principale è quella per l'insegnamento in primis, e poi altre varie attività sicuramente. Quindi attualmente le persone spesso vengono e chiedono di fare il calendario, quindi ogni 8 giorni chiedono posso fare il vaccino e chiedono se è possibile di fissare il calendario. Anche negli ultimi 2 giorni, da quando si è espressa la notizia che comunque dal 15 di ottobre che ci sarà il decreto, c'è stato un piccolo boom, qualcuno si è allarmato, si è allertato. Qualcuno si è allertato, sì, qualcuno si è allertato, sicuramente, chiaramente persone che lavorano, chiaramente, quindi ci chiedono anche magari tante volte di organizzare le prenotazioni dei tamponi, magari in attesa della vaccinazione. Vengo 2 volte a settimana, mi prenotate già, so che vengo e me lo fate. Sì, molte persone hanno cercato di organizzarsi, questo sì, sicuramente. Favorevole al Green Pass o meno? Cosa ne pensi? Perché? Perché anche chi chi è stato vaccinato precedentemente piuttosto che chi ha fatto il Covid e ne è guarito potrebbe contagiarmi, quindi ha una carta che prevede un'esenzione da alcuni obblighi che invece dal punto di vista medico non funziona tantissimo. Ecco. Tu sai fare il tampone? Sì, perché domani devo prendere un battesimo, quindi devo avere il tampone. Vaccino? Il vaccino non l'ho fatto. Ci stai pensando? O non sei d'accordo? Sì, no, volevo farlo prima, poi perché hanno imposto un po' questa cosa del Green Pass. Non mi è piaciuto. Cosa ne pensi del Green Pass? Non mi è piaciuto molto il modo in cui l'hanno imposto, ecco, tutto qui. Vediamo i dati dei contagi nel bollettino odierno. Un uomo di 80 anni di Trieste ricoverato con Covid è morto oggi. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia restano 9, quelle accolte in altri reparti scendono a 47. Oggi su 4.725 tamponi molecolari sono stati rilevati 93 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,97%. Sono inoltre 4.648 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi, 0,19%. Le persone in isolamento sono 1.317. Fondi per il mondo del lavoro e per le imprese del turismo danneggiate dal lockdown. La Giunta regionale ha approvato 2 provvedimenti per dare risposte ai cittadini sul tema dell'occupazione, stanziati 60 milioni per le politiche attive del lavoro. Si chiama Apprendiamo et Lavoriamo in FVG ed è un progetto dal valore di 60 milioni di euro con un pacchetto di strumenti per le politiche attive del lavoro. Significa preparare le persone a entrare all'interno del mondo del lavoro, riformarle nel caso in cui perdano il lavoro in un mondo del lavoro che in questi anni è in fortissima e velocissima cambiamento. Il dato dei 60 milioni ovviamente è un dato riferito alla nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo destinato a tutta la popolazione del Friuli Venezia Giulia, in particolare ai disoccupati. La cosa nuova è che lavoriamo anche sulla riformazione delle persone, anche di quelli occupati. Numerosi gli ambiti di applicazione con una serie di strumenti per accompagnare le persone come tirocini estivi e formazione superiore. Sempre la Giunta, guidata da Massimiliano Fedriga, ha approvato, su proposta dell'assessore alle attività produttive Sergio Emilio Bini, la delibera che riconoscerà contributi da 1.000 a 20.000 euro alle reti di imprese turistiche e tra i 5.000 e i 50.000 euro a favore dei consorzi turistici del Friuli Venezia Giulia che hanno subito perdite a seguito dell'emergenza da Covid-19. Il ristoro è stato esteso a tutti i consorzi e le reti di imprese turistiche aventi sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia. All'alba di oggi un guasto ha causato il blocco di un treno di Trenitalia tra Trieste e Monfalcone, causando disservizi e ritardi su tutta la linea regionale. Coincidenze perse, ritardi lavorativi, persone in balia degli scarsi aggiornamenti che provenivano dagli altoparlanti o dai monitor delle stazioni. Questa è la situazione che ci hanno descritto numerosi lettori e che è stata confermata anche dal Comitato Pendolari Alto Friuli, che ha sottolineato come un semplice disguido tecnico abbia poi causato ritardi anche di 80 minuti su tutta la
l'intera tratta Trieste-Udine. Da Gorizia e Udine verso Venezia non vi sono stati treni per un tempo di più di un'ora e mezza, con enormi disagi per pendolari, studenti e viaggiatori, con coincidenze previste a Mestre. Il tutto è avvenuto in pieno orario di punta nel secondo giorno di scuola, spiegano i rappresentanti del comitato che chiedono un intervento urgente da parte dell'assessore alla mobilità Pizzimenti. Non è accettabile che fra le 5 e le 7 non si sia approntato un treno, almeno fra Udine e Venezia, e che siano state fornite pochissime informazioni ai viaggiatori, condannandoli ad un'attesa di un'ora e 3/4, precisano. Auspichiamo al più presto una precisa presa di posizione della Regione nei confronti di RFI, nonché un chiarimento con Trenitalia per definire un protocollo di intervento snello, tempestivo e efficiente da utilizzare nei casi di guasti come quelli odierni, in grado da limitare al massimo il disagio agli utenti. È stata scoperta la persona che il 10 settembre scorso aveva abbandonato un pacco sospetto all'interno del Tribunale di Trieste, facendo scattare un vero e proprio allarme bomba con l'arrivo degli uomini della Polizia di Stato, degli artificieri, della Digos, della Polizia Scientifica e dei Vigili del Fuoco. Nell'area circoscritta, nel plico abbandonato, furono trovati alcuni ceri votivi, oltre a materiale religioso e un biglietto indirizzato alla comunità del Tribunale di Trieste. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del Palazzo di Giustizia, le indagini hanno consentito di risalire alla responsabile, una donna di 60 anni residente a Trieste che ha ammesso la paternità del gesto. La signora è stata denunciata per procurato allarme, ma si è difesa dicendo di essere stata travisata e che il suo volesse essere solo un dono e segno di riconoscenza per l'operato del Tribunale. A Gorizia, dopo il temporale della scorsa notte, la scuola Ferretti si è allagata. 87 bambini che sono stati trasferiti in un altro istituto. Nella struttura erano in corso lavori al tetto. Il Comune ha subito individuato una soluzione alternativa a Villa Ritter. Si tratta di un edificio completamente rinnovato. In una settimana si effettueranno i lavori di ripristino e così il lunedì i bambini della Ferretti potranno riprendere le lezioni a pieno regime fino a ottobre, quando appunto si concluderanno i lavori alla scuola Ferretti. E sarà ufficializzata nei prossimi giorni l'investitura di Elisabetta Marioni, che assumerà la delega dell'istruzione nell'ambito della Giunta Comunale di Udine. Elisabetta Marioni è nuova assessore all'istruzione del Comune di Udine. È stata nominata nel corso di un incontro nella sede della Lega Areana del Roiale. L'investitura ufficiale in Comune avverrà lunedì prossimo. Marioni subentra a Elisa Battaglia, che si era dimessa in seguito alle vicende legate al servizio di refezione scolastica. Il sindaco ha indicato al gruppo della Lega in prima battuta, perché il precedente assessore era della Lega, e ho indicato nella professoressa Marioni la persona a cui darò la delega di seguire l'istruzione. Una persona che è qualificata, è un ex insegnante, è appena andata in pensione. Usciamo da un momento un po' difficile per le vicende delle mense e quindi dobbiamo rilanciare un po' l'immagine del comune all'interno della scuola in generale. Ma le altre deleghe a chi andranno? Mi sto riservando la decisione. Probabilmente la comunicherò la prossima settimana queste altre deleghe. Rimaniamo a Udine. Con la riapertura della strada a Borgo Grazzano può rinascere, proporre nuovamente eventi che fanno parte della tradizione udinese. Oggi è stato chiuso definitivamente il cantiere allestito per la sistemazione del manto stradale. Sospiro di sollievo per gli abitanti e per gli operatori economici di Via Grazzano. Dopo mesi di lavori per il rifacimento del manto stradale, la storica via udinese è di nuovo riaperta al transito dei veicoli. È un tratto molto lungo, un costo più o meno su 200.000 euro, però meritava veramente perché prima era tutto un saliscendi. Qui abbiamo un sottostrato cementizio, è rifatto addirittura parecchie infrastrutture, tra cui anche una parte fognaria dove c'erano gli allacciamenti che non erano in buone condizioni. È stato mantenuto i parcheggi sia per la disabilità, sia per il carico e scarico, sia per i residenti che c'erano prima, quindi non è stato toccato nulla per quanto riguarda gli stalli. Credo che anche tutte le attività della zona siano contente, perché finalmente qui, come in altre vie, hanno a disposizione una via completamente nuova. Credo che anche dal punto di vista di vivibilità non solo i negozianti ma anche i residenti possano creare quelle che crediamo noi sia il borgo, che in Via Grazzano c'era la festa delle rane, eccetera, eccetera, che venga ricreato questo comitato, questo borgo per far rivivere Udine.
E la torre medievale di Santa Maria Udine è tornata visibile dopo essere appena stata liberata dal ponteggio che la ricopriva a seguito dei lavori di restauro delle facciate. La ristrutturazione dell'esterno della torre può considerarsi conclusa in attesa del termine dei lavori previsto per la primavera del 2022 del cantiere che porterà alla creazione di un polo espositivo, didattico e formativo denominato La Vetrina dell'Ingegno. Uno dei simboli della città di Udine sta tornando a nuova vita, ma il suo recupero, spiega Anna Maria Danieli, presidente di Confindustria Udine, non ha soltanto un significato architettonico e estetico. Con la ristrutturazione della torre, oltre ad esaltare la bellezza della nostra città, vogliamo rinnovare la casa degli imprenditori, valorizzandone la memoria storica. A Casa Cavazzini fervono i preparativi per la mostra La forma dell'infinito, in programma dal 16 ottobre al 27 marzo 2022. Udine si prepara a essere città di richiamo in Italia e in Europa per gli amanti della grande arte. Manca un mese all'inaugurazione della mostra La forma dell'infinito, che dal 16 ottobre al 27 marzo richiamerà a Udine gli amanti della grande arte da tutta Europa. In questi giorni, nelle sale di Casa Cavazzini, che sono state dotate di soluzioni al passo con i migliori ambienti espositivi al mondo, fervono gli ultimi preparativi di un evento che non ha precedenti nella storia della città. Comincia la promozione e il cantiere entra nelle ultime fasi in Casa Cavazzini, che oltretutto riapre quindi le porte e che sarà perfettamente in armonia con le 50 opere di provenienza internazionale che saranno visibili proprio nelle sale del secondo piano. Udine potrà dare a tutti l'opportunità di imbattersi in capolavori di Monet, Cézanne, Matisse, di Vassili Kandinsky, di Pablo Picasso, di Umberto Boccioni, fino a Emilio Vedova, Hans Hartung e ad altri che sono meno conosciuti al grande pubblico, ma per i quali, vi garantisco, gli esperti farebbero lunghi pellegrinaggi per la straordinaria occasione di poter incontrare qui delle loro opere che è rarissimo vedere, non dico in Italia, ma in Occidente in generale. Ci spostiamo a Cividale del Friuli, dove in occasione delle celebrazioni dantesche una mostra per la prima volta raduna i codici della Divina Commedia editati in Friuli. Sarà inaugurata domani nelle sale del Museo Archeologico Nazionale e sarà visitabile fino al 7 novembre. Il fiore all'occhiello del programma celebrativo della Fondazione Claricini Dorpacher in occasione del suo 50° anno d'attività. Dopo più di 50 anni ritorna in Friuli Venezia Giulia il prezioso testo redatto da Niccolò de Claricini nel 1466. Si tratta di un testimone particolarmente importante della commedia di Dante Alighieri. Corrono i 50 anni della Fondazione de Claricini Dorpacher e abbiamo voluto festeggiare questo anniversario con le celebrazioni dantesche. Tutto nasce dal fatto che nel 1466 il conte Niccolò de Claricini trascrisse la Divina Commedia su un codice che oggi si chiama Codice de Claricini, che è diventato il motivo per il quale noi abbiamo allestito anche questa bellissima mostra presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale. La mostra, a cura di Matteo Venier, raduna per la prima volta tutti i codici danteschi attualmente conosciuti, prodotti o custoditi in Friuli. Un itinerario cronologico, diciamo, l'impostazione è tendenzialmente cronologica, a partire appunto dal codice guarneriano, attraverso poi il codice Florio, il codice bartoliniano. Abbiamo anche un frammento molto antico della commedia che è custodito presso la biblioteca Ioppi di Udine. Abbiamo anche 2 esemplari preziosissimi della prima grammatica dell'italiano, che fu scritta da un pordenonese, pensate, che si chiamava Fortunio, e qui abbiamo quella che si chiama Editio Princeps, cioè la prima edizione in assoluto, ed è fondata su Dante. Comincia questa sera alle 21 il lungo weekend di Telefriuli dedicato alla panna, appuntamento con Aspettando le frecce tricolori per scoprire come la nostra regione sta aspettando il compleanno della pattuglia in attesa delle dirette di domani dalla base aerea di Rivolto. Tra coloro che più attendono l'esibizione, i membri del Pony Club 15 di Codroipo, uno dei club regionali di fan delle frecce tricolori. Sentiamo un estratto dell'intervista che andrà in onda questa sera. Un altro aspetto da sottolineare delle frecce tricolori che appunto girano il mondo nella loro attività
È che molto spesso risvegliano l'italianità di persone che sono lontane da questo paese da anni e quando c'è il tricolore molto spesso emozionano. Infatti questo è la cosa più bella che io vedo e provo quando sono a seguito delle Frecce come club che andiamo a vedere nelle varie basi in Europa. Praticamente siamo stati un po' in tutta Europa. E quello di vedere l'emozione negli italiani all'estero, orgogliosi di essere italiani, vedendo la manifestazione delle Frecce tricolori. Veramente ho visto gente piangere, è bellissimo. Mi presento e da quella volta sono passati ormai 10-12 anni, quindi faccio parte del club. E la passione non si toglie quella mai. quella no. Anzi, come diceva Pio prima giustamente, se è possibile aumenta, non diminuisce. Insomma. Sopra di noi continuano a passare gli aerei che stanno provando. Certo. Ogni volta si prova a tendere l'occhio per vedere se si riesce a scorgere. Sì, e questo succede sempre, immagino. Sempre. Pur vedendoli noi qui in condizioni normali, le Frecce si alzano in volo 2 o 3 volte al giorno, però ogni volta si fa così. Accompagnata da Deborah Serracchiani, oggi l'ex ministro Beatrice Lorenzin ha visitato il centro raccolta profughi di Padriciano, un luogo della memoria giuliano-dalmata, nonché unico allestimento in Italia che ripercorre la storia dell'esodo. Stamattina qui nel campo di Padriciano a recuperare un pezzo della mia storia, della storia della mia famiglia, di tanti esuli dall'Istria. Come me, che sono figlia di esuli, e devo dire che come vedete sono commossa perché è come un viaggio nel passato, ma quando vieni in un posto come questo fai un viaggio non solo nel tuo passato ma anche nel passato della tua famiglia, ti ricongiungi comunque con un pezzo di qualcosa che ti manca, perché comunque noi abbiamo perso un pezzo di noi, delle nostre famiglie, e questo è il tempo della pacificazione, del ricongiungimento, di una ricostruzione con un pezzo del nostro passato, farci i patti per andare avanti e non ripetere gli errori che sono avvenuti e guardare con umanità e compassione a tutti gli esuli del mondo che ci sono oggi. Nonna Adelina, fautrice con Maria della nascita e della conduzione della trattoria da Maria di Persereano in comune di Pavia di Udine, compie oggi 100 anni. La sua specialità in cucina, raccontano i figli Giacomino e Gianola, consisteva nel dissossare in pochi minuti una gallina per poi riempirla con tranci di carne trita e presentarla in tavola dopo averla cotta con un garofano bianco in bocca e contornata di spinaci al burro. Adelina Scoziero è nata il 17 settembre del 1921, abituata al lavoro fin da ragazzina al servizio di una nobile famiglia del posto. Si sposò giovanissima, dando presto alla luce i figli Giacomino e Gianola, è rimasta vedova 20 anni fa. A festeggiare Adelina Scoziero, oltre ai familiari, c'erano oggi paesani e amici, oltre al sindaco di Pavia di Udine Beppino Govetto, il consigliere regionale Mauro Di Berta e la senatrice Raffaella Marin. Ed ora la pagina sportiva, missione conquistare i primi punti domani per il Pordenone, impegnato contro il Cittadella in trasferta. Se ne parla tra poco a Sport FVG Spazio, anche l'attesa di Udinese Napoli, il mondo dei dilettanti, in lutto per la scomparsa di Giampaolo Pressotto, che fu presidente della Sacilese. Per questa sera è tutto, vi lascio alle notizie sportive. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.